Strage del bus, la perizia sul mezzo rivela che lo sterzo era rotto, ora bisognerà capire in che momento sia accaduto. L'assessore comunale Boraso: attendiamo ufficialità, ma sempre sostenuto che il problema fosse nel veicolo. Tragico tamponamento nella notte lungo la 4 nel Veronese, morta una 32enne sbalzata dall'abitacolo, lavorava come manager al teatro di Legnago. Non ha ancora un nome la persona trovata ieri carbonizzata all'ex Hotel Continental a Bassano. Gli inquirenti ipotizzano che si tratti di un senza tetto notato spesso in zona. Scontro in tarda mattinata a Venezia tra un ferry boat e un vaporetto, nessun ferito, ma il marinaio è stato aggredito da un passeggero. Elezioni regionali, il trevigiano Conte è pronto a discutere con Zaia di un ticket in caso non passi il terzo mandato. Per il segretario Dem Martella l'emendamento della Lega è solo un gioco di potere. Tensione e proteste all'inaugurazione dell'anno accademico di Ca' Foscari. Gli studenti tentano di sfondare il cordone di sicurezza della polizia davanti al Tognolo. Dopo i danni della grandinata di luglio proseguiranno per tutto l'anno i lavori per sistemare le serre della biodiversità dell'Orto Botanico di Padova, che resteranno chiuse. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali gli aggiornamenti sulla strage del bus di Mestre il 3 ottobre scorso. La perizia sul mezzo infatti ha rivelato che lo sterzo era rotto. Ora però bisognerà capire in che momento sia accaduta questa rottura. L'esito di questo approfondimento sarà fondamentale. La verità su quanto accaduto sul cavalcavia di Mestre lo scorso 3 ottobre, in cui hanno perso la vita 21 persone, sta mano a mano venendo a galla. L'accertamento tecnico sul mezzo ha rilevato che lo sterzo era rotto, proprio come avevamo mostrato più volte nei nostri servizi attraverso immagini inequivocabili. Si sta delineando lentamente delle verità, credo, importanti. Uno, che l'autista non stava male e che qualche problema questo mezzo ce l'aveva. In realtà la perizia è ancora in corso. Fondamentale sarà capire in quale momento preciso si sia rotto lo sterzo, elemento determinante per l'inchiesta. I periti infatti dovrebbero essere in grado di ricostruire nei dettagli la cronologia del guasto grazie a un'analisi al microscopio dei frammenti della rottura. Tra le ipotesi possibili, lo sterzo potrebbe essersi rotto prima dell'incidente, dopo l'impatto oppure dopo la caduta. Se fosse confermato il primo caso, l'anomalia allo sterzo sarebbe la causa principale della tragedia, ma al momento non si possono scartare le altre due ipotesi. Se emerge che fin dall'inizio lo sterzo è saltato e altre cose sono saltate in questo mezzo, cambia la versione della vicenda. Infatti noi ci auguriamo che la Procura continui nel suo corretto lavoro di analisi, avendo affidato le valutazioni a dei super esperti, e siamo ovviamente nell'ansia di attendere l'esito. Proprio ai nostri microfoni un ex dipendente della linea aveva dichiarato di anomalie presenti sullo sterzo dei mezzi. Presenta delle anomalie magari sullo sterzo, ovvero nel girare non è come un mezzo a gasolio che quindi ha un'ampia sterzata. Si fa fatica. Questione di poche settimane, i verdetti degli esperti nominati dalla Procura su meccanica del mezzo, tenuta strutturale del cavalcavia e scatole nere dovrebbero essere depositati. Intanto sulla possibilità di un malore dell'autista, il 40enne Rizzotto, ci sono due visioni. Quella del medico legale Viel, che sostiene sia morto per il trauma cranico riportato nella caduta, e il secondo parere della cardiologa Basso, che si sofferma invece sulla patologia coronarica dell'uomo, che avrebbe potuto tradursi in malori cardiaci. Un contrasto di perizie che la difesa dell'azienda di trasporto vuole approfondire. Una donna di 32 anni, Nicoletta Maria Ferrara, è morta in un tamponamento che ha coinvolto 3 automobili, avvenuto dopo la mezzanotte lungo l'autostrada 4 nel territorio del comune di San Bonifacio in provincia di Verona, sulla corsia in direzione di Milano. Sul posto sono intervenuti gli operatori del SUEM 118 con ambulanze e automedica, la polizia stradale e i vigili del fuoco. A causa della violenza dell'urto, secondo le varie ricostruzioni, la giovane sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo dell'auto. Volto noto della cultura veronese, dal 2021 lavorava come manager culturale al Teatro Salieri di Legnago. E non ha ancora un nome la persona trovata ieri carbonizzata all'ex Hotel Continental a Bassano del Grappa.
Esce ancora fumo dalla struttura di legno collegata all'ex albergo Continental di Viale Venezia a Bassano, che giovedì pomeriggio è rimasta distrutta dalle fiamme divampate probabilmente dopo che era stato acceso un fuoco all'interno, dove è stato rinvenuto un corpo carbonizzato. Una persona ancora senza un nome, si ipotizza sia un 50enne nordafricano, un senza tetto, che già in altre occasioni aveva trovato riparo nell'hotel abbandonato da decenni. Ma saranno gli esami del DNA a stabilirne l'identità. Come lui, altre persone si rifugiavano all'ex Continental, già in passato covo dello spaccio, oggi riparo per clochard, nonostante i numerosi interventi del comune di chiudere ogni accesso. Un mese fa la polizia locale era intervenuta almeno un paio di volte per sgomberare il sito. In un'occasione, proprio nei primi giorni di gennaio, era stato acceso un fuoco che aveva allarmato i vicini, che avevano allertato i pompieri, evitando il peggio all'interno della proprietà, ricordiamo, di privati. Spetterebbe loro anche l'onere di impedire l'accesso a queste persone. E a oggi siete intervenuti sempre solo voi come comune? Sì, siamo intervenuti noi come comune, facciamo quello che possiamo, ci sono anche altre realtà che stiamo monitorando per far sì che non avvenga quello che è avvenuto qui. Non vi siete messi in contatto con loro, non avete premuto affinché possano sistemare e rendere in totale sicurezza questa struttura? Beh, è una cosa che facciamo sempre quando interveniamo, avvisiamo la proprietà anche del nostro intervento, perché deve essere, delle volte non è sempre possibile, certo, perché è proprietà privata, li avvisiamo e questi sono a conoscenza delle condizioni del loro stabile. Molte opere non operano, non possiamo però neanche costringerli. Certo. Intanto i tecnici dei pompieri e i carabinieri stanno portando avanti le indagini per capire con certezza da dove sia partito il rogo. Davanti ai nastri posti dagli inquirenti c'è chi ha lasciato un'orchidea per rendere omaggio a una persona che cercava un riparo ma ha trovato un'orribile morte. Sempre per la cronaca, aveva studiato un piano per far saltare in aria la casa dell'ex moglie che viveva con il figlio per poi uccidersi, e così è dunque nel Padovano. Un piano studiato con cura, tagliare i tubi di casa, rientrare nella propria abitazione e togliersi la vita. Solo la prontezza di riflessi del figlio ha fatto in modo che questa sia solo una strage sfiorata. Tutto nasce nella notte tra lunedì e martedì. L'uomo, idraulico 49enne, da tempo separato dalla moglie, si presenta sotto casa della donna, si avvicina a un tubo del gas e lo piega. La donna si accorge della sua presenza e chiama i carabinieri. I militari arrivano, lo identificano. L'uomo pare andarsene, invece poco dopo ritorna e fora il tubo del gas. A sentire rumori strani, a notare il padre, questa volta è il figlio, che pronto ricontatta immediatamente il 112. Scoperto l'idraulico si allontana. I carabinieri tornati sul posto chiamano i vigili del fuoco per la sistemazione del tubo e avvertono il PM di turno che dispone l'arresto e la perquisizione della casa dell'idraulico. Qui i militari trovano un biglietto con le sue ultime volontà e un cappio pronto. Dell'uomo però nessuna traccia. Il 49enne è stato rintracciato e arrestato. Per lui il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. Apriamo una pagina di politica. Come sapete è stata una settimana difficilissima all'interno del centrodestra. Il tema è quello del terzo mandato per i presidenti di regione. C'è anche un'ipotesi, il ticket Conte-Zaia nel 2025. Senza l'emendamento del terzo mandato potremo sederci attorno a un tavolo per parlarne. Lo ha detto questa mattina a Venezia il primo cittadino di Treviso, Mario Conte. In Casa Lega sta assumendo contorni sempre più nitidi lo scenario che vedrebbe Mario Conte, attuale sindaco di Treviso, nonché presidente di ANCI Veneto, nella suggestiva corsa verso Palazzo Balbi in alternanza all'attuale presidente Luca Zaia, qualora non passasse l'emendamento del terzo mandato, ovvero la possibilità per presidenti di regione e sindaci di potersi candidare per la terza volta in deroga alle attuali limitazioni. Il diretto interessato non smentisce né conferma. Io sono tra coloro che supportano e sostengono l'importanza del terzo mandato e quindi spero che il futuro della Regione Veneto sia Luca Zaia. Se così non sarà, perché la norma non glielo consente, potremo sederci attorno a un tavolo per parlarne. Una risposta in pieno stile Zaia, potremmo dire, nel tentativo di glissare sull'argomento, riuscendoci però soltanto a metà. Io sono sindaco di Treviso e ho un impegno e un legame importante con la mia comunità e quindi il mio impegno quotidiano è rivolto ai trevigiani.
Vero è che i leghisti faranno di tutto per non perdere lo scettro del Veneto. A confermarlo lo scorso 14 febbraio alla nostra rete Veneta Focus un altro trevigiano, Alberto Villanova, capogruppo Lega Liga Veneta in Consiglio regionale. Il Veneto e mantenere la guida del Veneto sia fondamentale per la Lega. Io credo che se il Veneto dovesse, cioè la Lega dovesse perdere la guida e la presidenza del Veneto, penso che resterebbe ben poco. Perché? Perché questa è la culla del nostro partito. Intanto il Partito Democratico va all'attacco, l'emendamento salva Zaia, così lo definisce il segretario Dem Andrea Martella, è solo un gioco di potere, non parteciperemo a questo spettacolo, così Martella. È evidente che si tratta di una lotta di potere in questo momento nel centrodestra che ha come oggetto un emendamento che potremmo definire salva Zaia e che ha come oggetto il futuro della regione, ma non per i problemi che la riguardano, ma per le poltrone che si intendono occupare. E per noi questo è assolutamente negativo. Né più né meno di una lotta di potere, così il segretario Dem bolla il dibattito a tratti feroce che si è sviluppato all'interno del centrodestra sull'emendamento presentato dalla Lega inizio settimana per consentire ai governatori di regione di candidarsi per il terzo mandato. La mossa salva Zaia, così ribattezzata da Martella, ha l'effetto di una scossa tellurica che di crepa in crepa potrebbe compromettere l'azione di governo non solo a livello regionale. Non so se il centrodestra deciderà di non mettere in votazione questo emendamento, se la Lega deciderà di ritirarlo, è una questione che vedranno in casa loro, ma che sicuramente dà l'idea di un governo che su molte questioni, di una maggioranza inizia a essere diviso. Lo si è visto sull'autonomia differenziata, lo si sta vedendo sul premierato, lo si vede su tante questioni che riguardano la vita politica del nostro Paese. Questione di sostanza e anche di tattica, in attesa di capire cosa accadrà realmente alla Camera quando l'emendamento targato Carroccio sarà discusso in sede di conversione del decreto elezioni. Il PD non ha presentato emendamenti, non è per una soluzione di questo genere e quindi sicuramente non parteciperemo a questo spettacolo che è tutto all'interno del centrodestra. Ritorniamo alla cronaca per raccontarvi di uno scontro in tarda mattinata a Venezia. Attimi di tensione questa mattina verso le 13 quando nel canale della Giudecca un ferrybot di ACTV e un battello della linea 2 si sono scontrati. Ad avere la peggio il vaporetto con la punta accartocciata in seguito all'impatto. Ancora da chiarire le cause dello scontro provocato con ogni probabilità dalla fitta nebbia che da giorni imperversa sulla laguna creando non poche difficoltà. Nello scontro nessuno è rimasto ferito, ma poco dopo, in quegli attimi di concitazione, ci sarebbe stata anche un'aggressione a danno di un marinaio colpito al volto da un passeggero per cause ancora da chiarire. Il mezzo poi si è accostato all'imbarcadero di Saccafisola in attesa degli accertamenti ancora in corso da parte delle autorità e degli ispettori di ACTV. A Vicenza per raccontarvi di un parroco che ha scritto al ladro. All'interno della cassettina presumo ci saranno stati solamente pochi spiccioli e ho voluto con un po' di ironia rivolgermi al fratello ladro innanzitutto per come dire, condividere con la comunità quanto era accaduto scrivendolo appunto sul foglio degli avvisi settimanali e poi appunto per rivolgermi a questo fratello scherzandoci anche un po' su, ironizzando sul fatto che probabilmente avrà dovuto faticare un po' ad aprire la cassetta corrompendola e trovando pochi spiccioli all'interno. Caro fratello ladro, iniziava così la lettera aperta con cui Don Andrea Dani, parroco della comunità di Sant'Antonio nel quartiere Ferrovieri, si è rivolto direttamente alla persona che aveva sottratto le elemosine depositate in una cassettina alle porte della chiesa mentre si celebrava un funerale. Una mancanza di rispetto, un gesto odioso sottolineato però con ironia per cercare di non drammatizzare eccessivamente e invitare il ladro a seguire altre strade. Al di là dell'ironia desideravo lanciare anche e condividere questo messaggio. Forse talvolta
basta chiedere aiuto. Ecco, proprio ieri raccontavo, mi sono incontrato con il gruppo delle volontarie Caritas, del centro ascolto Caritas della nostra unità pastorale, che settimanalmente aiuta con la borsa della spesa, pagando qualche bolletta, 80 famiglie della nostra unità pastorale. In quartiere, sottolinea il parroco, c'è una rete efficace di dialogo, di sostegno e comunicazione disposta ad offrire aiuto. Il volontariato è un pilastro su cui si poggia la comunità. La lettera di Don Andrea aveva un intento preciso. Io certo non mi aspetto che il fratello ladro si rivolga a me o a noi, tantomeno per scusarsi, ecco. Però l'invito, il desiderio lo esprimevo. Se la prossima volta ti capitasse di aver bisogno di aiuto, basta chiederlo, insomma, e condividere la situazione che vivi e magari la affrontiamo anche insieme. Lutto per l'onorevole padovana di Fratelli d'Italia Elisabetta Gardini. È mancato dopo una breve malattia che l'ha strappato all'affetto dei suoi cari il compagno Mauro Mason. Padovano, 68 anni, laureato in geologia. Mason per molti anni era stato capitano di compagnia aerea, poi aveva intrapreso un'attività imprenditoriale. Molto noto e stimato a Padova, ma anche all'estero, dove era impegnato con le sue attività imprenditoriali legate sempre al settore del volo. L'onorevole Gardini ringrazia per il fiume di affetto che sta ricevendo in queste ore, che ancora una volta sottolinea quanto Mauro fosse amato da tutti per serietà, eleganza e bontà d'animo. Non è ancora stata fissata la data dei funerali. Noi adesso andiamo in pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per i temi dell'attualità, il lavoro sempre più povero, l'incertezza del futuro, pensioni pubbliche sempre più basse. Sono tanti i lavoratori veneti che optano per la previdenza integrativa. I numeri dell'Osservatorio regionale di Veneto Lavoro raccontano un trend chiaro. Sono sempre di più infatti i lavoratori veneti che optano per la previdenza integrativa, oltre il 43% rispetto a una media nazionale del 35%, una tendenza registrata anche dagli operatori del settore che si è consolidata negli ultimi anni man mano che si sono accumulate le riforme del sistema previdenziale, non solo la Fornero. Sappiamo bene tutti che il sistema previdenziale pubblico, a seguito delle manovre susseguitesi negli ultimi anni, andrà a impattare in maniera significativa sull'erogazione delle rendite pensionistiche, in particolare per le nuove generazioni. Giovani che devono fare i conti con problemi di precariato e continuità contributiva. Solo ITAS, con il suo fondo pensione aperto, conta su 120.000 iscritti, buona parte dei quali a nord-est, che nel 2023 hanno versato 200 milioni di euro per un patrimonio gestito da quasi 1,5 miliardi. Il bisogno di previdenza complementare, pertanto, è in spiccato aumento negli ultimi anni. E dicevo, le nuove generazioni in particolare, se non stipuleranno per tempo una pensione complementare, avranno difficoltà dal punto di vista economico, purtroppo, nel momento in cui accederanno alla pensione. Ai fondi pensione possono aderire autonomi, dipendenti anche attraverso l'impiego del TFR, liberi professionisti, ma anche titolari di altri redditi. Per tutti sono confermate le deduzioni IRPEF. E continuiamo a parlare di giovani. Questa mattina a Venezia l'inaugurazione dell'anno accademico a Ca' Foscari, al Teatro Goldoni. Fuori dal teatro però la protesta, non sono mancati attimi di tensione di tanti giovani. Calmi tutti! Fuori la protesta con momenti di forte tensione per le contestazioni di un collettivo di studenti dove si è temuto il peggio, ma per fortuna non è andata così. Dentro l'arrivo del ministro dell'Università Anna Maria Bernini in un clima decisamente opposto. Al Goldoni di Venezia, inaugurazione dell'anno accademico 2023-2024 di Ca' Foscari, con da una parte la richiesta degli studenti di maggiori investimenti per la residenzialità, lo studio, l'università e contro le stragi dei bambini palestinesi. E dall'altra, a poca distanza, la risposta della magnifica rettrice.
Stiamo facendo il possibile, stiamo costruendo nuove residenze, lo sentirete oggi nel discorso, stiamo pensando agli studenti, quindi andiamo nella direzione da loro auspicata. Investire sull'università con il concetto e i progetti a sostegno della cultura come acceleratore del sapere con Venezia Città Campus, così il primo cittadino Brugnaro. Il ministro ci ha sostenuto, il ministero ci ha sostenuto, le università ci hanno creduto, la città ci crede e le cose si stanno cominciando a vedere. Nuovi giovani che arrivino, vengono a studiare e poi ripopolano la città, come è successo a Boston. Questo è il modello che abbiamo in mente, per cui sì, Venezia Città Campus. E mentre al Goldoni si assiste allo sfilamento dei 43 rettori provenienti dalle università di tutta Italia, fuori, sventolando la bandiera palestinese, la voce del collettivo prende corpo. La voce degli studenti è stata silenziata. Eravamo un gruppo di studenti pronti a portare le nostre rivendicazioni sul palco dell'anno accademico, dove è giusto che sia così, ma invece siamo stati respinti con la forza. Da Venezia a Padova per occuparci dell'orto botanico. L'intervento più complesso di manutenzione ma anche di sistemazione definitiva. Per questo motivo le serre del Giardino della Biodiversità dell'Orto Botanico di Padova rimarranno chiuse per tutto l'anno per lavori straordinari richiesti dopo gli accertamenti fatti in seguito ai danneggiamenti provocati dalla grandine dello scorso luglio che aveva costretto alla chiusura delle serre. L'intervento alla fine andrà si verrà anche esteso al tetto perché appunto questo aveva subito dei danni negli anni passati, c'era un intervento programmato già da un paio d'anni e quindi la decisione che ha preso un po' di tempo per essere programmata bene è quella di fare gli interventi alle vetrate assieme a questi del tetto per riuscire a risolvere la situazione complessivamente, insomma, in modo definitivo. Le serre sono la parte più recente dell'orto botanico, molto amate dai visitatori. L'intervento però è necessario. È un dispiacere prima di tutto per noi di non permettere la visita, però l'idea è di poter riaprire ovviamente con la serra in piena funzione e anche useremo questo tempo per rinnovare le collezioni delle piante. L'Orto Botanico di Padova, con le sue bellezze e piante storiche come la famosa palma di Goethe, nel 2023 si è confermato tra i siti più visitati. Nel 2023 in realtà abbiamo fatto il nostro un ulteriore record dopo il 2022, che già era stato l'anno in cui avevamo avuto più visitatori. E quindi nonostante chiaramente la chiusura del Giardino della Biodiversità sia un peccato, insomma, perché lo sappiamo bene che è un luogo che attira. E dal Veneto è tutto anche per questa edizione, non ho aggiornamenti da darvi, vi lascio al meteo, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Previsioni per sabato 17 febbraio. Sul Veneto cielo molto nuvoloso, parecchie foschie, in particolare di sera sulle zone pianeggianti e nelle valli. Possibili brevi schiarite sui rilievi. Temperature minime tra 3 e 5 gradi, massime tra 9 e 13 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo da nuvoloso a coperto. Nelle ore notturne possibili foschie dense o locali nebbie. Temperature minime tra 2 e 5 gradi, massime sui 10-13 gradi. Sul Trentino Alto Adige prevarranno le nubi con qualche piovasco sui settori di confine. Temperature minime sui 3 gradi, massime sui 16-18 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.